Buongiorno, le principali notizie. Approda a Catania parte dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli su un presunto sistema che avrebbe condizionato l'assegnazione di appalti per i rifiuti tra Campania e Sicilia. Riflettori sul ruolo del deputato regionale Castiglione, che non è indagato. A Palermo al cervello 4 persone hanno tentato di strangolare un infermiere, poi calci e pugni contro di lui e un vigilante, scene di guerriglia nel pronto soccorso. Amministrative in Sicilia 9 comuni vincono le liste civiche, ma dietro c'è un pareggio fra i partiti tradizionali. Da anni il fiume Gela vive un lento disastro ambientale, scarichi sospetti, acque nere, pesci morti e nessuna responsabilità. Siamo tornati alla foce del fiume per documentare una situazione che continua a peggiorare. Ad Agrigento il nuovo depuratore è pronto, ma resta inutilizzato perché manca la corrente elettrica. A denunciarlo è l'associazione Mare Amico, che ha scritto al prefetto chiedendo un intervento urgente. A Ragusa, eccezionale trapianto multiorgano da un donatore di 89 anni, un gesto che dà speranza ai pazienti ancora in lista d'attesa. Calcio, in attesa dell'incontro fra Grella e Toscano che potrebbe sancire definitivamente il prosieguo del rapporto col tecnico. Ecco quali possono essere i ruoli da puntellare in vista del prossimo anno. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione. Dunque approda a Catania parte dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli su un presunto sistema che avrebbe condizionato l'assegnazione degli appalti per i rifiuti tra Campania e Sicilia. Riflettori sul ruolo del deputato regionale Castiglione, che per adesso non è indagato. Luca Ciliberti. Tra le carte dell'inchiesta che indaga sui rapporti tra la Camorra e Cosa Nostra negli appalti dei rifiuti in Sicilia c'è una parte che riguarda un lotto da 76 milioni di euro della gara da 350 milioni di euro per la raccolta della spazzatura a Catania. Ad aggiudicarsi i lavori l'impresa Supereco degli imprenditori Ciummo, padre e figlio, che sono indagati per concorso esterno alla mafia. La ditta, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe usufruito dell'intercessione della criminalità organizzata per entrare nel territorio etneo. Una parte degli atti dell'inchiesta della DDA di Napoli è stata trasferita alla Procura di Catania perché l'imprenditore Nicola Ferraro, ritenuto esponente dei casalesi, avrebbe confidato a un ex camorrista il coinvolgimento del deputato regionale Giuseppe Castiglione, già coinvolto nel blitz Mercurio per voto di scambio politico-mafioso nell'aggiudicazione della gara di Catania quando era presidente del Consiglio Comunale. Castiglione, in cambio, avrebbe ottenuto alcune assunzioni nella ditta Dussman che si occupa di pulizia o nella stessa Supereco. Il politico, che non è indagato, ribadisce attraverso il suo legale la propria totale estraneità alla vicenda. Ma dalle carte il nome di Castiglione torna spesso nelle trascrizioni della polizia giudiziaria. Il primo contatto telefonico tra Castiglione e Ciummo risalirebbe al 13 agosto 2021. I due si incontreranno solo a fine mese, anche con il padre di Castiglione, Santo, in un noto bar catanese. Poi altri incontri a ottobre e a dicembre, in epoca anteriore alla definitiva assegnazione dell'incanto. Per gli inquirenti non vi è ragione alcuna perché i Ciummo, prima dell'aggiudicazione e subito dopo la stipula del contratto col Comune di Catania, debbano avere interlocuzioni sull'andamento della gara stessa con i Castiglione, se non quella di rapportarsi con il referente politico a cui si sono affidati per garantirsi l'assegnazione dell'appalto. Ancora violenza negli ospedali. Al cervello di Palermo 4 persone hanno tentato di strangolare un infermiere, poi calci e pugni contro di lui e un sanitario e un vigilante. Anche scene da guerriglia ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale. Marco Gullà. Calci, pugni e tentato strangolamento, gli ospedali che diventano ring. 4 persone, un padre e 3 figli, familiari di una paziente ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, hanno aggredito ieri un infermiere e un vigilante colpendoli con violenza. E come vediamo anche da questa foto, l'infermiere riporta i segni dell'aggressione. Nella rissa hanno provocato danni all'area di emergenza e minacciato le vittime dell'aggressione che la vicenda non sarebbe finita lì. A questo punto c'è veramente non solo un'aggressione fisica, ma c'è un tentativo di omicidio, un pericolo veramente per la vita. Nel primo trimestre del 2025 su scala nazionale si è registrato un incremento rispetto al corrispettivo periodo del 2024 del 37% in Italia.
In Sicilia questo dato diventa un più 55%. Secondo una prima ricostruzione la paziente era stata ricoverata al pronto soccorso, apparentemente in gravi condizioni. Dopo pressioni e insistenze per avere aggiornamenti, il marito e i figli, non ricevendo risposta al cellulare dalla donna che dormiva, si sarebbero convinti che la donna fosse deceduta e avrebbero iniziato a dare in escandescenze contro i sanitari. Una nuova aggressione che non fa altro che alimentare la scia di violenza perpetrata negli ospedali siciliani. Niente domiciliari per i 2 carabinieri e per il poliziotto accusati di aver chiesto ad una donna prestazioni sessuali in cambio di favori. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'obbligo di dimora. Tutto è accaduto a Priolo Gargallo, siamo nel Siracusano. La donna che ha denunciato è una 25enne, Francesco Loi. Dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora, il GIP del Tribunale di Siracusa, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha deciso di attenuare la misura cautelare. I 2 carabinieri ed il poliziotto, accusati di avere approfittato della divisa per chiedere prestazioni sessuali ad una donna, si dichiarano innocenti. Tutto è accaduto a Priolo, vicino a Siracusa. La storia sarebbe iniziata in questa caserma dei carabinieri. Qui la donna, 25 anni, sarebbe venuta per alcuni problemi di vicinato, quando 2 militari le avrebbero offerto aiuto in cambio di una prestazione sessuale. Uno dei 2 poi l'avrebbe ricontattata e dopo un rifiuto avrebbe abusato di lei. Per questo il militare, originario di Sortino, deve rispondere anche di violenza sessuale. Poi la donna si sarebbe rivolta al commissariato di polizia, ma anche qui, secondo la sua versione, ci sarebbe stata la stessa proposta. Una vicenda che sta facendo molto discutere. Anche la donna che farebbe l'escort risulterebbe indagata proprio per aver chiesto favori a uomini in divisa. Amministrativa in Sicilia, la mini tornata, la vittoria delle liste civiche su 9 sindaci eletti. Ieri in ben 8 si presentavano con formazioni non legate ai partiti, che però sono in molti casi dietro le quinte. Manlio Viola. La vittoria delle liste civiche. Su 9 sindaci eletti ieri in Sicilia nel corso di una tornata elettorale stabilita per ridare un'amministrazione regolare a comuni commissariati, ben 8 si presentavano con liste civiche. Un fenomeno che continua ad allargarsi soprattutto nei comuni minori, ma spesso dietro queste liste civiche si nascondono i partiti tradizionali o le cosiddette strane alleanze, fra partiti che non dovrebbero stare insieme secondo gli accordi nazionali e regionali. Così a Solarino, in provincia di Siracusa, il sindaco eletto è il deputato regionale del PD, Tiziano Spada, che batte il sindaco uscente. Formalmente la sua era una lista civica. Succede la medesima cosa, ma dal lato opposto della barricata politica, a Castiglione di Sicilia, dove il sindaco eletto Concetto Stagnetti correva con la lista civica Identità e Futuro, ma l'estrazione è palesemente di centrodestra con radicamento dentro Forza Italia. A Palagonia il sindaco Astuti passa anche qui per una lista civica, ma con forte estrazione centro-sinistra. A Palermo sono centristi entrambi sindaci eletti, Montemaggiore, Belsito e Prizzi, anche se in realtà uno di centro-destra, l'altro di centro-sinistra. A Realmonte nell'Agrigentino il sindaco eletto è esponente dell'UDC di Decio Terrana, anche se va sotto la lista civica Primavera Realmontina. Civico che guarda ai civici senza disegnare né destra né sinistra il sindaco di Famignana Giuseppe Pagotto. Volendo tirare le somme, la partita sembra pari fra destra e sinistra, mentre la maggioranza dei sindaci eletti sembra comunque essere un'espressione di un centro trasversale. Ma i piccoli comuni fanno storia a sé e questo in politica è un fatto assodato. I poliziotti della squadra a cavallo della questura di Catania, su segnalazioni di alcuni cittadini, hanno scoperto in una stalla a Librino un cavallo tenuto in spazi ristretti e al buio. Rintracciato il titolare che non aveva il documento di accompagnamento dell'animale, è stato sanzionato con una multa. Andiamo a Gela, dove da anni il fiume, appunto che omonimo Gela, vive in un lento disastro ambientale, scarichi sospetti, acque nere, pesci morti e nessun responsabile. Siamo tornati alla foce del fiume per documentare una situazione che continua a peggiorare. Geritalia.
Una settimana dopo l'ennesimo sversamento, il fiume Gela continua a tingersi di nero, un colore inquietante che tradisce la presenza di inquinanti, probabilmente reflui fognari mai intercettati e mai fermati. A ridosso della foce lo scenario è da incubo, un centinaio di pesci morti sulle sponde, chiazze bianche galleggianti, un odore nauseabondo che rende l'aria irrespirabile. Non è solo un fiume in agonia, è un ecosistema devastato. Sulla spiaggia, oltre ai pesci, ora si trovano anche i resti di grandi uccelli acquatici, probabilmente avvelenati dopo aver tentato di nutrirsi delle carcasse. Una tragedia che si consuma da anni tra indagini mai concluse e responsabilità sfuggenti, e intanto l'Italia e la Sicilia continuano a pagare multe salate per il mancato rispetto delle direttive europee sulle acque reflue. Ieri mattina sul posto è arrivato ancora il senatore Pietro Lorefice, membro della Commissione Ecoreati, accompagnato stavolta dall'assessore comunale all'ambiente Giuseppe Fava. Entrambi hanno sollecitato nuovi accertamenti, presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, la Capitaneria di Porto e i tecnici dell'ARPA. Siamo in stretto contatto con la Capitaneria, con l'ARPA, con tutti gli enti preposti e titolati ad indagare in maniera organica su una questione che noi riteniamo non sia non solo accettabile, ma da appurare in maniera veloce e seria. Eppure, nonostante i controlli, le risposte mancano. Le acque del Gela continuano a mostrare segni evidenti di contaminazione. Tra le ipotesi quella di sversamenti provenienti dall'area industriale a nord della foce, dove si trovano impianti di sollevamento sotto osservazione da tempo. Ma senza monitoraggi costanti e trasparenza, il fiume rischia di morire in silenzio e nell'indifferenza. Adesso ad Agrigento il nuovo depuratore della fascia costiera è pronto ma resta inutilizzato. Il motivo è perché manca la corrente elettrica. A denunciarlo è l'associazione Mare Amico, che ha scritto anche al prefetto chiedendo un intervento urgente. Davide Sarpo. Incredibile ma vero, ad Agrigento il nuovo depuratore della fascia costiera, atteso da anni e destinato a risolvere i gravi problemi di inquinamento marino, è pronto, ma non può entrare in funzione. Manca la corrente elettrica. Succede in località Timpa dei Palombi, dove sorge il moderno impianto realizzato per servire le aree costiere di Agrigento e Favara, e in particolare per bonificare la foce del fiume Naro, spesso al centro di segnalazioni per scarichi inquinanti. A denunciare il paradosso è l'associazione ambientalista Mare Amico, guidata da Claudio Lombardo, che punta il dito contro l'Enel. Nonostante le ripetute richieste della direzione lavori e dell'ATI idrico, spiega Lombardo, non è stata ancora realizzata la linea dedicata necessaria ad alimentare le cabine elettriche dell'impianto. Un silenzio operativo che di fatto blocca l'entrata in servizio del depuratore, vanificando anni di attese e investimenti. Mare Amico ha scritto al prefetto di Agrigento chiedendo un intervento urgente per sbloccare l'iter e consegnare finalmente alla collettività un servizio essenziale per la tutela dell'ambiente. Nonostante il cantiere abbia chiesto da circa 2 anni l'allacciamento dell'energia, abbiamo fatto per questo motivo, abbiamo sollecitato il prefetto di Agrigento affinché si faccia promotore di una conferenza di servizi affinché si possa concludere questo cantiere e attivare l'opera fondamentale per Agrigento e per il nostro mare. A Ragusa, eccezionale trapianto multiorgano da un donatore di 89 anni, un gesto che dà speranza ai pazienti ancora in lista d'attesa. Veronica Barbarino. Aveva 89 anni, ma il suo cuore era ancora capace di pensare al futuro. È una storia che dà speranza, quella accaduta all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove la famiglia di un 89enne ha donato gli organi dell'anziano parente deceduto per una emorragia cerebrale. Fegato ed entrambi i reni. Nonostante l'età avanzata, l'atto d'amore ha permesso di salvare 3 vite. Non c'è limite di età per la donazione di organi. Il fattore determinante è la funzionalità degli organi stessi al momento della donazione. Valutiamo questa funzionalità durante il ricovero in ospedale e durante il prelievo degli organi, anche tramite delle biopsie. È possibile inoltre oggi utilizzare organi che fino a qualche anno fa non sarebbero mai stati prelevati da pazienti ultra ottantenni. C'è inoltre la possibilità di un ricondizionamento ex situ, ovvero un trattamento che permette di migliorare la qualità degli organi prelevati, una sorta di ringiovanimento. Migliorare la qualità ha significato dare maggiori opportunità ai pazienti in lista d'attesa e di utilizzare organi marginali che fino a qualche anno fa non avremmo mai utilizzato, di pazienti anche ultra ottantenni. Un evento, questa Ragusa, per il quale si è messa in moto la macchina organizzativa con la collaborazione dell'equipe dell'Ismet di Palermo. Non dimentichiamo che ci sono malattie per le quali l'unica cura è il trapianto.
Cresce l'attenzione anche in Sicilia verso la donazione degli organi, gesto concreto che ridona una seconda vita ai pazienti affetti da malattie croniche. Una breve pausa e poi una vincita milionaria alla lotteria Misilmeri. A Misilmeri compra un biglietto del gratta e vinci da 25 euro e vince 6 milioni di euro e caccia il fortunato vincitore. Marco Gullà. 6 milioni di euro, una vincita record da capogiro. Misilmeri, provincia di Palermo, è stata baciata dalla dea bendata. Al bar Capriccio un cliente con un gratta e vinci da 25 euro ha totalizzato una delle vincite più grosse registrate in Sicilia negli ultimi anni. A vincere sicuramente un residente di Misilmeri, come ci ha confermato lo stesso proprietario del bar Fortunato. Ci ha chiamato e ci ha avvisato della vincita. Per cui deve rimanere un segreto, per cui, dico, non so chi sia il vincitore, ben per lui. Ed è già caccia al vincitore, non c'è però un identikit. Mi ha detto che penserà pure per noi qualche regalino, non appena è possibile, e mi manderà la foto del biglietto vincente. E in paese non si parla d'altro, tutti a chiedersi, ma chi ha vinto? È la vincitrice, signor? No. Magari. 6 milioni di euro è una cifra che cambia la vita. Mamma mia, tanto. Lei cosa farebbe con 6 milioni di euro? Rinvesterei, dice Rosario, a persone che hanno bisogno, eccetera, eccetera. Viva Misilmeri! A Catania, al Palazzo della Cultura, 3 giorni per innovare la città, una sfida tecnologica lanciata dal Comune che mette al centro studenti, ricercatori e intelligenza artificiale per migliorare la qualità della vita urbana. Eva Spampinato. Stiamo cercando di trovare una soluzione per smistare la gestione dei rifiuti in maniera più precisa. Studenti, sviluppatori, designer, urbanisti e ricercatori universitari uniti in team per immaginare e costruire una città più sostenibile grazie all'intelligenza artificiale. L'obiettivo dell'hackathon in generale è quello di aiutare Catania con la situazione dei rifiuti tramite l'IA, ma siamo stati divisi a gruppi per cercare, ognuno con le sue competenze, un'idea. La migliore verrà premiata ovviamente. Eccoli i protagonisti di Green Mind AI Hackathon, la prima maratona tecnologica in Italia promossa direttamente da un'amministrazione comunale, quella catanese. Tramite questa applicazione che gli faremo fare una foto magari a della spazzatura che c'è per strada oppure dei cassonetti pieni che già non sono stati svuotati, e tramite questo gli daremo magari dei punti che potranno usare in dei buoni spesa oppure uno sconto sull'Atario. Fino al 29 maggio il Palazzo della Cultura si trasforma in un polo dell'innovazione. 3 giorni di sfida, confronto e creatività per trovare soluzioni smart al problema della mobilità, della gestione dei rifiuti, passando per il monitoraggio del verde pubblico e la riduzione degli sprechi. Stanno analizzando i dati ricevuti dal Comune di Catania per la gestione dei rifiuti e stiamo concordando insieme per definire meglio l'idea, per essere più mirata poi a diventare progetto e poi eventualmente, se dovessero vincere, anche essere realizzato per il Comune di Catania. Il progetto è nato dalla sinergia tra il Comune di Catania e l'università e rappresenta una rivoluzione culturale. Gli ultimi gattopardi, alcuni dei rampolli delle famiglie nobili di Sicilia, vivono ancora nelle dimore di famiglia. Palazzi aristocratici ma difficili da mantenere, come custodire quella memoria. Nella puntata odierna di Focus, Lorena Dolci lo chiederà alla contessa Gaetana Gravina di Caltagirone e a Sergio D'Arrigo, cultore del cinema. In onda dopo il TG alle 14.30, in streaming sul siciliaweb.it e messaggi come sempre al 342 74 55005. Una pausa e poi lo sport con il calcio e la pallanuoto femminile. Eccoci al calcio a Catania in attesa dell'incontro fra Grella e Toscano che potrebbe sancire definitivamente il proseguire del rapporto con il tecnico e con quali possono essere i ruoli da puntellare in vista del prossimo anno. Marco Carli.
Nella settimana degli incontri e del futuro da disegnare in modo probabilmente definitivo, sciogliendo nodi o trovando conferme, si prova a immaginare una squadra che possa diventare protagonista nella prossima stagione. Quella che nelle intenzioni iniziali non deve partire stravolgendo l'ossatura. In bianco i giocatori della rosa attuale che potremmo vedere protagonisti nella prossima. E poi ruoli in cui possono arrivare delle novità, fermo restando il 3-4-2-1 di Toscano, ovviamente questo va ripetuto. In difesa servono soprattutto alternative. Una forse per i braccetti, c'è anche l'ipotesi di un Silvestri che rientri dal prestito alla Triestina per restare, un'altra al centro. In mediana serve un giocatore che cambi ritmo alla gara. Sugli esterni a sinistra occorre l'alternativa per Anastasio, anche perché Lunetta potrebbe tornare sempre utile da trequartista incursore. Un'alternativa, anzi un probabile titolare nel ruolo potrebbe essere Ciccerelli qualora la Ternana non salga, mentre Jimenez e Stoppa saranno ancora al centro del progetto. Per Cianci stesso discorso fatto per Ciccerelli, anche se la Ternana può far valere l'opzione pure senza promozione. Ma comunque si cercano una o due alternative ad Inglese con cui si tratta per farlo restare in rosso-azzurro. Siamo alla pallanuoto femminile, oggi pomeriggio alle 18:30, Orizzonte Catania in vasca a Roma per provare a conquistare lo scudetto. Marco Carli. L'equipe Orizzonte Catania a caccia dello scudetto numero 25. Sarebbe un titolo importante in una storia da sempre meravigliosa e infarcita di trofei. Per diventare realtà, oggi le etnee devono vincere in casa della SIS Roma alle 18:30 in gara 2 della finale scudetto. Dopo il 13-6 della gara 1, con la squadra guidata da Martina Miceli perfetta dall'inizio alla fine, è un obiettivo che appare più facile di quanto non dica la stagione vissuta. Fermo restando il ruolo dominante dell'Orizzonte nella storia e anche in questi ultimi campionati, sarebbe il 6º scudetto di fila, va detto che la SIS ha retto il colpo in campionato e ha vinto in Coppa Italia 10-7 per le capitoline contro le etnee, in quell'occasione prive dell'ex Chiara Tabani. Nei precedenti regular season la SIS Roma si è aggiudicata per 12-11 la gara del girone d'andata. L'Orizzonte si è vendicata sportivamente al ritorno imponendosi a Catania per 10-7. Dunque in casa Orizzonte si tiene viva l'attenzione. Per vincere a Roma serve la stessa concentrazione mostrata in gara 1. In caso negativo c'è gara 3 a Catania per il match ball scudetto in casa da giocare sabato, ma c'è da starne certi, l'Orizzonte vuole chiuderla prima. È tutto, io mi fermo qui, dopo di noi il Focus di oggi curato da Lorena Dolci, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.